A gennaio sarà sospesa la produzione di Gatorade nello stabilimento di Silea, 80 lavoratori in mobilità, momenti di tensione alla notizia della chiusura. Rabbia e insulti all'indirizzo dell'azienda, gli operai Gatorade sfogano la loro rabbia anche durante la riunione in municipio a Silea. Telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, buona serata e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. L'economia in apertura, il consiglio di amministrazione della PepsiCo ha deciso lo stabilimento della Gatorade di Silea chiuderà a fine anno. Mobilità per gli 85 dipendenti, ma con l'indotto resteranno senza lavoro almeno 130 persone. La comunicazione nel primo pomeriggio dopo ore di attesa davanti ai cancelli della fabbrica. Vediamo. Le loro analisi, concentrate principalmente sui costi e sulla difficoltà di saturare i volumi durante il periodo di non stagionalità, ha portato a una conclusione di chiusura dello stabilimento e di terziarizzazione dei prodotti. Il dramma che si è consumato oggi per i lavoratori dello stabilimento di Silea della Gatorade è tutto nelle parole dei sindacalisti all'uscita dalla riunione fiume con i vertici della PepsiCo. Il consiglio di amministrazione ha deciso lo stabilimento chiuderà il 31 dicembre e tutta l'attività di produzione verrà affidata ad un fornitore esterno, a chi non è ancora stato ufficializzato, anche se i sindacati sono certi si tratti della San Benedetto di Scorzè, con la quale l'azienda già da tempo intrattiene rapporti commerciali. Gli spiragli, che sembravano essersi aperti nella lunga mattinata di riunione, sono quindi sfumati. Se la prossima settimana, come ci hanno già detto, entro i primi 10 giorni di settembre dovrebbero comunicarci come viene perfezionato il rapporto con i terzisti, cioè con la San Benedetto, voi capite che il treno parte e non lo ferma più nessuno. La tensione sul piazzale bollente della fabbrica è palpabile, la prospettiva è quella della mobilità per gli 85 lavoratori fissi, poi ci sono gli stagionali e quelli dell'indotto per un totale di oltre 130 persone che resteranno senza un'occupazione. L'applauso ironico dei lavoratori ai dirigenti della società barricati in ufficio si tramuta in rabbia per una decisione che i dipendenti non riescono a comprendere. Ci hanno detto in tavolo delle trattative che è venuto qua con tutta l'onestà. Io gli ho detto non gli credo neanche una parola, perché l'onestà non l'ha mai messa per noi. Calmo. Da Drio sta persone qua che si fa meglio, fioi che va a scuola. I lavoratori si riuniscono in assemblea per decidere il da farsi e preparare l'incontro con le istituzioni, alle quali chiederanno di intervenire per salvare una realtà produttiva importante. I dirigenti intanto se ne vanno tra gli insulti. E clima infuocato e momenti di tensione anche in municipio a Silea, dove i vertici della PepsiCo Gatorade si sono incontrati con i sindaci di Treviso, Silea, Casale, San Biagio e Roncade. I dirigenti della multinazionale sono dovuti uscire scortati, i lavoratori erano infuriati. Vediamo. Dallo stabilimento i dirigenti sono arrivati scortati fino al municipio di Silea, dove ad attenderli c'erano i sindaci di San Biagio, Silea, Roncade, Treviso e Casale. Un vertice durato circa 2 ore dove è stata ribadita la decisione dell'azienda, chiusura entro l'anno. Noi siamo rimasti allibiti e esterrefatti. Un fulmine a ciel sereno, un'altra sberla per il nord-est. È una gran brutta notizia ed è una notizia che francamente non mi so spiegare. I lavoratori sono arrivati alla spicciolata, prima hanno atteso fuori, poi sono entrati in municipio. Speranze poche, fiducia ormai nulla. La tensione è alta, non vogliono arrendersi. C'è chi è tornato dalle ferie, saputa la notizia. Chi si dispera perché mancava poco alla pensione. I giovani sono furiosi. Perché una multinazionale di questo genere non ha, secondo me, le idee ben precise su quello che c'è da fare. Ci organizzeremo per fare delle iniziative, adesso non sappiamo neanche noi perché quando ci hanno dato la chiusura. Ho visto il comportamento, avete visto cosa c'erano ai cancelli, adesso addirittura hanno chiuso, si poteva entrare solo a prendere gli effetti personali, fino a domani mattina io dovrei essere turno di notte, è chiuso tutto. I dirigenti sono usciti da una porta laterale, bocche cucite, l'altra tappa è stata in provincia, un copione sicuramente già visto, altro incontro, altro vertice, ma probabilmente nessuna risposta diversa. Il mondo politico non intende mollare, ci dicono i sindaci presenti, non è possibile che una multinazionale possa comportarsi così, eppure è accaduto un'altra volta, ancora nel Trevigiano, a pagare sono sempre loro, gli operai.